Ciao e benvenuti a Sei sicuro? Il podcast di CNA. Abbiamo realizzato 10 episodi dedicati ad approfondire i temi della sicurezza e della salute nei cantieri, in ambito artigianale, imprenditoriale e sociale. L'obiettivo è diffondere cultura, consapevolezza e strumenti pratici, posizionando CNA come punto di riferimento autorevole e innovativo nella comunicazione di queste tematiche. In questo episodio vogliamo portare la vostra attenzione nei confronti dei near miss e della loro gestione, strumenti di prevenzione ancora poco conosciuti. Senti, ti racconto questa. Stavamo movimentando del materiale quando abbiamo urtato una scaffalatura ed è caduta. Per fortuna sotto non c'era nessuno. E dopo l'abbiamo rimessa a posto come era prima. Ma avete segnalato la cosa? Beh, no, metti che ci diano anche la colpa. Male, ragazzi, molto male. Ma perché? Ve lo spiego subito. Una scaffalatura non deve cadere per un urto se è fissata bene. E se è caduta, vuol dire che non era fissata bene. E voi avete rimesso tutto come prima, cioè male. Sapete cosa significa? Che la prossima volta qualcuno potrebbe non essere così fortunato come voi e sotto quella scaffalatura caduta potrebbe anche rischiare di perdere la vita. Cavoli, ma non ci avevamo proprio pensato. E quindi che cosa dovevamo fare? Segnalare immediatamente al preposto l'accaduto per un pronto intervento di messa in sicurezza e per permettere all'impresa di adottare tutte le misure per un corretto fissaggio della scaffalatura al fine di evitare una successiva caduta. Non solo, guardate bene. Non vi sono anche altre scaffalature simili in quell'area di lavoro? Scommetto che saranno fissate allo stesso modo di quella che è caduta e che potrebbero quindi cadere la prossima volta al minimo urto. Segnalare significa non solo sistemare quella che è caduta, ma permettere anche di verificare la sicurezza di tutte le altre. Ragazzi, vi ricordo che segnalare i near miss è un nostro preciso dovere. Scusami, ma che cosa sono questi near miss? In parole semplici, un near miss rappresenta un incidente che non ha provocato un infortunio, per fortuna, cioè un mancato infortunio. Rappresenta però anche un tesoro di informazioni di prevenzione, perché se non si interviene correttamente, la prossima volta qualcuno potrebbe non essere altrettanto fortunato. È un segnale d'allarme che non deve essere ignorato. Quindi fammi un esempio. La scaffalatura caduta di cui mi avete parlato, ma anche un martello che cade dal ponteggio e non ferisce nessuno, per pura fortuna. La caduta di materiale dall'alto quando sotto non ci sono persone. Una scheggia di ferro che sfiora gli occhi quando tagli con il flessibile senza occhiali. E molti altri accadimenti similari che sono presenti nella vita di cantiere tutti i giorni. Le aziende devono invitare i lavoratori a fare queste segnalazioni e poi devono tracciare e gestire gli accadimenti al fine di garantire opportune misure di prevenzione. La catena degli interventi è questa. Segnalare subito al preposto il near miss. Successivamente vi sarà da parte dell'impresa, del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'analisi di quanto è accaduto e successivamente verranno adottate tutte le misure correttive al fine di evitare che la situazione segnalata e altre similari possano ripetersi in futuro. Ma per fare tutto questo è necessaria la partecipazione attiva di tutti alla segnalazione. Le imprese devono informare i lavoratori sulle modalità di segnalazione e incentivare queste misure, eliminando fin da subito il concetto di colpa, che potrebbe indurre le persone a nascondere piuttosto che a segnalare. Pensate, la prima pubblicazione in materia è a cura di Herbert William Heinrich ed è del 1931, ha quasi 100 anni, e ancora oggi facciamo fatica a capire che cosa sono i near miss e a comprendere il valore per la sicurezza e la salute che loro sono in grado di dare. Già allora si evidenziava una possibile correlazione tra near miss
incidenti lievi, gravi e gravissimi, dove ogni incidente grave è spesso preceduto da decine e decine di near miss. Riconoscerli e segnalarli permette di intervenire prima che sia troppo tardi. Segnalare un near miss rappresenta un'azione di particolare valore per la prevenzione, che contribuisce a garantire un ambiente più sicuro per noi stessi e per gli altri. Chiedi al tuo datore di lavoro, al preposto, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Informati presso la tua associazione di categoria. Contatta l'azienda sanitaria territoriale al fine di conoscere come poter gestire al meglio queste importanti segnalazioni. Ci vediamo al prossimo episodio di Sei sicuro? Il podcast di CNA per approfondire i temi della sicurezza e della salute nei cantieri, in ambito artigianale, sociale e imprenditoriale. Restate con noi, parlatene con lavoratori, colleghi, amici, familiari e aiutateci a diffondere la cultura della prevenzione.